presenta un giallo paglierino tenuo e secondo me aiuta la bollicina, è garbata, espressiva, gli dà lucentezza e brillantezza. Si può dire brillante questo vino. Le bollicine piccolissime, finissime e continue, probabilmente indici anche di un'annata non così calda. I primi profumi sono puliti, mi fanno pensare alla frutta calda. Pesca, fiori bianchi, pera. Anche in questo caso i profumi vengono aiutati dalla bollicina che gli dà una certa verticalità, più improntato sulle note fresche. Una chiusura di erbe aromatiche infinite. Netta anche la nota di fiori bianchi. In bocca, vivo, vibrante, una bollicina bella cremosa. Non avverto una gran residuo zuccherino, sembra quasi sembra quasi un prodotto brut, magari al limite. La bollicina cremosa, netta corrispondenza col naso, soprattutto la frutta bianca anche in bocca, dove le erbe aromatiche poi alla fine completano un po' tutto il corredo, tutto il bouquet, il gusto olfattivo. Un bel finale tenuo di note minerali. Potrebbe essere un prodotto a base glera più chardonnay, o meglio con l'eliano superiore rive, una vendemmia in questo caso anticipata, vinificazione Sarmat lungo, uve possiamo un millesimo, un valore commerciale d'acquisto in enoteca dalle 17 ai 25 euro. Secondo campione presenta anche questo una bella brillantezza, una bella bollicina fine, crea una schiuma, anche un processo produttivo un po' diverso. Probabilmente assaggiato prima d'impatto mi dà l'idea di un po' più di zucchero. I profumi al naso qui sono un po' più dolci, più rotondi, più esotici. Parliamo di una pesca calda, una mela matura, pera, soprattutto frutti esotici. Ananas, banana, erbe aromatiche. Un po' più dosato in bocca, una presenza un po' più netta di zuccheri, una bollicina comunque fine in chiusura che lo rende abbastanza lungo al palato. Potrebbe essere un Cartize, una vendemmia sul matura, in questo caso del metodo Charmat, anche qui un millesimo con valore commerciale tra 22 e 30 euro. Allora, l'abbinamento: alici marinate, insalatina di finocchi e arance, tortelli di piselli, calcio di pomodoro brasato, composta greca con unica analisi da Visto questo menù, posso chiedere di abbinarmi 3 vini della DGG Conegliano Valdobbiadene, di cui uno col fondo? Certo. Allora, alici marinate, insalatina di finocchi e arance, tortelli di piselli, calcio di brasato. Ok. Il primo piatto, alici marinate, insalatina di finocchi e arance, l'aromaticità del frutto soprattutto, però la freschezza, sia l'aromaticità di finocchi tratto composto come insalata, e soprattutto la nota sapida delle alici. Quindi abbinerei per il primo piatto magari un vino con una certa rotondità e morbidezza, giusto per controbilanciarlo un attimino. E potrei aggiungere magari un dosaggio, un extra dry con un dosaggio alto, 15-16 grammi, e mi viene in mente un Col de Sar spagnol extra dry. I tortelli di piselli, cacio e pomodoro brasato, qui invece abbinerei, abbiamo la tendenza dolce soprattutto della pasta, quindi presumo una pasta fresca, poi anche i piselli, e la nota sapida, soprattutto l'aromaticità del cacio e soprattutto la nota
acida del pomodoro brasato. Qui potrei abbinare un prodotto col fondo e mi viene in mente Surlì di Adami, un prodotto, un Cogliana Valdobbiadene frizzante, composta di agrumi e ganache allo zabaglione, nota dolce. Andrei ad abbinare magari mi viene in mente un vino di Varaschin, il dosè, quindi in dosaggio dry. Preferirei però un vino a tutto pasto. Un vino a tutto pasto, andrei a scegliere un vino, preferirei scegliere in questo caso non dosato, magari un vino, mi viene in mente un vino vincente, molto rappresentativo anche del territorio, Montus Vitae ad esempio, il Cuvée del Fondateur